Alla Calcinuoro non è bastato giocare un secondo tempo all'altezza delle avversarie per battere lo Iomi Salerno nella terza giornata del campionato di Serie 1 di pallamano femminile. Le nuresi sabato hanno ceduto l'intera posta alle salernitane che si sono aggiudicate la sfida, cui si riferiscono le immagini, col punteggio di 26-14. Il Salerno si è dimostrata la corazzata preannunciata alla vigilia e si candida a contendere alle campionesse d'Italia del Conversano lo scudetto. La formazione ospite ha messo subito in chiaro la volontà di assicurarsi la vittoria aggredendo le nuresi e non lasciandole giocare. Una cura particolare la formazione salernitana l'ha riservata al terzino cubano della KC Gomez, tanto che alla fine la giocatrice di maggior classe tra le nuresi si è dovuta accontentare di un solo gol all'attivo. Magro Bottino si è paragonato alla doppia cifra cui il terzino nurese aveva abituato in passato. Al decimo del primo tempo il Salerno conduceva sul 7-1, un vantaggio che è cresciuto fino al 12-3 del ventesimo, fino al punteggio di 17-4 con il quale si è chiusa la prima frazione. Nella ripresa la formazione del coach Roberto Di Iana ha provato a reagire riuscendo a contenere le avversarie, anzi la frazione se l'hanno aggiudicata le nuresi col punteggio di 10-9. Ma la gara col Salerno non era certo di quelle che vedevano la KC favorita. Sono altre le sfide in cui conquistare punti salvezza, a partire dalla prossima gara in programma il 17 ottobre che opporrà le nuresi all'Ali Mestrina.